Questo è il nostro secondo appuntamento. L'anno scorso abbiamo trattato le disabilità estremamente gravi dal punto di vista neuropsicologico e fisiologico. Quest'anno andiamo a trattare delle piccole cose, se le vogliamo definire, i DSA, disturbi specifici di apprendimento, le disprassie, i bisogni educativi speciali, i bambini ipercinetici con disturbo dell'attenzione, che sembrerebbero problematiche meno importanti, ma nella vita del fanciullo possono creare dei gravi disagi. L'idea è di creare una rete attorno alle esigenze del fanciullo in modo tale che tutti i mondi si vadano a interrelazionare per poterlo aiutare, quindi il mondo della scuola, il mondo anche ludico-motorio. Per fare questo però i tecnici devono avere almeno una certa infarinatura, devono professionalizzarsi. L'idea è di dare a loro delle informazioni anche spendibili che possano comprendere la problematica che sta vivendo soprattutto dal punto di vista emotivo il bambino. Non è che se un bambino ha un disturbo dell'apprendimento facendo sport lo guariamo, però quando viene nel nostro ambiente motorio porterà con sé un disagio di tipo emotivo. Se noi riusciamo a rinforzare queste sue competenze emotive, avrà più energia da investire anche nello studio, quindi nel cercare di superare quelli che sono i suoi limiti che ha trovato nell'ambiente curricolare. La Task Analysis rappresenta una metodologia di lavoro e di insegnamento che appunto utilizziamo per insegnare tutta una serie di abilità assolutamente nuove e fondamentali per qualsiasi studente, legate appunto a abilità sociali, scolastiche e legate soprattutto alla vita quotidiana. L'obiettivo fondamentale è cercare di insegnare tali abilità in modo autonomo e in modo indipendente. Il nostro obiettivo attraverso la Task Analysis è scomporre il compito complesso in tante singole piccole abilità per rendere il compito più facile e insegnabile in modo pratico e funzionale. Nello specifico l'Università degli Studi di Parma, in collaborazione col Centro TIC di Piacenza, Castel San Giovanni e Rubiera, ha definito e costruito un master in analisi applicata del comportamento e imparare a costruire la task analysis, imparare a individualizzare tutte le procedure di insegnamento è uno degli obiettivi formativi di chi partecipa a questo master, insomma, quindi può essere utilizzato da tutti. Ovviamente per farlo bene, per essere pieni e consapevoli di questa professionalità ci possono essere degli studi da approfondire.